7 dicembre a Perdas de Fogu, nella sede del comando del poligono, c'è l'incontro tra i rappresentanti del Ministero della Difesa e gli amministratori locali. Si discute dei fondi per la bonifica, di rilancio del territorio, dei nuovi dati sull'inquinamento. Alla fine della riunione a porte chiuse parla per tutti il generale Pasquale Preziosa, capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Stiamo sviluppando questo progetto per, ripeto, caratterizzazioni, bonifiche, per ridare naturalmente vita a quest'area meravigliosa della Sardegna. Sono previsti 75 milioni nel triennio per garantire la messa a norma di tutte le aree secondo i protocolli stabiliti anche nell'ultima legge di sviluppo. Basteranno? Lo vedremo a valle delle caratterizzazioni. Il sindaco Codonesu ci aveva parlato di 1 miliardo di euro solo per la bonifica di Quirra. Questi 75 milioni per tutti i poligoni della Sardegna non sono un po' pochi? Sono 75 milioni, sono molto pochi, sono molto lontani dalle somme che noi indichiamo, però in ogni caso assolutamente è un primo passo e va visto come una cosa positiva.